è la peste per la quale per voto viene costruito un grande capolavoro da Palladio, la Chiesa del Redentore. È il suo capolavoro assoluto, una meraviglia non facilissima da capire, davanti a una gradinata con 15 scalini, perché 15 erano gli scalini del Tempio di Salomone, dietro i minareti per ricordare Gerusalemme lontana e la nuova Gerusalemme che è Venezia. Un ponte votivo in luglio permette di raggiungere il Redentore, perché il voto era che il doge si recasse a piedi, non in Bucintoro, come un pellegrino a chiedere, a ringraziare Cristo Redentore della salvezza di Venezia. E la chiesa è strutturata dal Palladio come la fine di un percorso trionfale. È un corridoio, la chiesa del Redentore. Il doge la percorre a piedi per andare a inginocchiarsi davanti all'altare del Redentore. Adesso lo sapete che è una delle feste più sentite dai veneziani e non solo. Avviene in piena estate, quindi si sta in barca a guardare i magnifici fuochi. I primi, dopo viene quei de Sant'Augusta, lo so perché qua bisogna che riconosce, sino il segretario comunale, il me pesta su erecce, i fuochi de Sant'Augusta. Sapete che si mangia e si beve, c'è una grande festa a bordo e il piatto tipico del vero veneziano non è le sardelle in saor quella sera. Sapete qual è il piatto tipico? La pasta ai fasioi. Se a bordo di una barca non vedete la pasta ai fasioi, noi veneziani, bisogna che sia la pasta ai fasioi. E poi si va ad aspettare il sorgere del sole, si alza alle 4 della mattina, se in luglio, al Lido. Una grande festa ancora sentita.